Al via la rassegna itinerante di cibo e vino Gli approdi, un mare di storie, promossa e organizzata da Casa Grazia, un'azienda vitivinicola e olivicola di Gela, sita a ridosso della riserva naturale del Biviere, la riscoperta delle radici greche dell'antica Gela con l'omaggio ad Agrigento, capitale della cultura. L'evento si è svolto presso l'Acquanova Osteria curata dallo chef Pietro Latorre a Canicattì. Presente Martina Casciana Brunetti, manager dell'azienda gelese, che ha presentato i vini prodotti Euforia, spumante rosé frappato Brutti, il nuovo Zara Riserva Grillo del 2023 e il pluripremiato Letizia Frappato. Questa sera Casa Grazia approda con un mare di storie. Abbiamo dato vita a questo nuovo format che si lega all'evento di Agrigento, capitale della cultura. Gela fu tra le prime colonie greche in Sicilia e quindi vuole rafforzare il legame e il valore con Agrigento. I nostri vini, i vini che presenteremo questa sera, che sono uno spumante Brut d'Uovo frappato, un grillo riserva che è la novità di quest'anno, che si chiama Zara, e il frappato Letizia. Cercheremo con questi vini che sono frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone, quindi dell'impegno di una famiglia, della sapienza contadina e anche della maestria e dell'arte dell'enologo Tonino Guzzo, che stasera sarà qui con noi e che spiegherà in maniera più precisa e dettagliata come avviene la vinificazione e la produzione di questi vini che sono frutto di un territorio straordinario. Casa Grazia ha come obiettivo non soltanto quello di produrre vini e oli destinati alla commercializzazione, ma quello di costruire qualcosa di più importante, costruire valore attorno ad un territorio, quello in cui ci troviamo, Gela, che da sempre è vocata all'agricoltura ed in particolare alla viticoltura. Tra i vini di Casa Grazia siamo qui a una serata intitolata Gli approdi, un mare di storie. La serata è intitolata in questo modo. I 3 vini che proponiamo questa sera sono l'Euforia, che è il nostro metodo Martinotti di frappato, un grillo riserva e il Letizia, che è il nostro frappato come terzo vino. La cosa estremamente interessante di questa sera è la presentazione in prima assoluta dello Zara Grillo Riserva. Lo Zara fino ad ora è stato un grillo che è uscito nell'annata in cui veniva prodotto, quindi annata 24 usciva nel 25. Con questo vino stiamo uscendo con l'annata 23, quindi con un anno di ritardo. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo vino è stato affinato in cantina per 16 mesi sui lieviti più altri 3 mesi in bottiglia per poter conseguire il titolo di riserva. E stasera abbiamo un menù tematico, quindi in collaborazione con la cantina Casa Grazia, quindi il menù si chiama I fiori di primavera, quindi parliamo di fiori, vegetale, natura e soprattutto il concetto della materia prima che ci circonda, quindi materie povere come il carciofo, abbiamo il vegetale, le bietole, quindi poi in sé si va anche poi ispirare ad arte, a storia e soprattutto a contaminazione, un po' quello che la Sicilia è stata negli anni, quindi tuttora. Oggi si presenta un progetto che parte da Gela per conquistare, diciamo, e ricordare la glicittà dei vini. Sì, oggi abbiamo presentato, naturalmente parliamo della primavera. La primavera noi incontriamo la Casa di Grazia, la famiglia Brunetti, la conosciamo da tantissimi anni, ci siamo innamorati dei loro prodotti veramente straordinari e abbiamo cercato di fare in qualche modo un connubio con i nostri piatti, tra quale i nostri piatti parliamo di un piatto del territorio, però con una forte contaminazione orientale, cioè nei nostri piatti c'è molto orientale questo qua. E dare un po' una chiave moderna, una chiave diverso da quello che è il nostro modo, il nostro pensiero,
Oggi il mondo si è aperto a 360 gradi, ci dà la possibilità di poter avere nei nostri piatti ingredienti che noi tanti anni fa manco li conoscevamo assolutamente. E vedendo un po' quello che sono la tipologia del vino e il tipo di piatto messi insieme, ci siamo resi conto che raggiungiamo degli obiettivi straordinari. Oggi poter parlare di un territorio, noi oggi parliamo di un territorio che è una cantina del nostro territorio, una cantina che noi ci crediamo fermamente tantissimo, il nostro partner che sia nel mondo dell'acqua nuova ma nel mondo anche del mondo del catering. E avere questo connubio tra noi e loro, potendo abbinare determinati gusti che vanno a equilibrare che sia la parte del vino e la parte dei nostri piatti, per noi è veramente un orgoglio poter parlare del nostro territorio. Oggi noi diciamo dobbiamo essere vincente, dobbiamo essere forte, intanto perché scegliamo dei partner che parlano di un territorio, partner che parlano della la stessa identica filosofia,